Inizialmente a me il tiro a volo non piaceva come sport. I miei genitori gestiscono un campo da tiro a Ponso e per me è sempre stata considerata un po' casa, famiglia e mai un posto dove praticare sport. Il campo da tiro a volo di Ponso, che è il campo della mia famiglia, è un luogo unico per me perché appunto, come dicevo prima, è casa. È un luogo che l'ho vissuto fin da quando ero piccola e poi è diventato anche, tra virgolette, luogo di lavoro, dove mi alleno spesso. Però in generale il luogo dove abito io, quindi ai piedi dei Colli Euganei, per me è speciale. Io giro molto il mondo, ma non cambierei mai il posto dove abito per nessun altro paese o stato, perché ho realmente tutto quello che mi serve per raggiungere i miei obiettivi. Rappresentare l'Italia per me è da brividi. Diciamo che per me la prima volta che ho messo la maglia della nazionale per me è stato veramente un'emozione unica. Il 2025 sarà il mio secondo anno nella categoria senior, quindi diciamo che l'obiettivo è dare il meglio di me e cercare di fare qualche gara internazionale e magari portare a casa anche qualche risultato. Gli obiettivi che ho sono ben chiari in testa, però diciamo che non li dico per scaramanzia.